Vicenza è una città che ha bisogno di raccontarsi meglio. Nel mondo siamo famosi come veneti per Venezia e il Palladio. Pochi magari sanno che la città del Palladio è appunto la nostra. La strategia è quella della non competizione, patto di non belligeranza tra le due città più famose del Veneto, Vicenza e Venezia. Così la città del Palladio, nella visione dell'assessore Silvio Giovine, troverà nuovo lustro. Mi incontrerò a breve con gli amministratori di queste due città per ipotizzare delle convenzioni, per spiegare a tutti i turisti che vanno spontaneamente a Venezia, per esempio, che a mezz'ora di treno c'è la città del Palladio. Vanno implementati anche i centri di informazione e accoglienza turistica. Sto lavorando per averne uno in stazione. Il nuovo assessore ha già pensato al restyling del centro per tutto l'anno, dando la possibilità di avere plate attici sempre a prezzi scontati. Nel programma presentato in questi giorni anche la riorganizzazione del mercato, con l'introduzione di un comitato di controllo e garanzia e di un direttore generale. Poi c'è la fiera da valorizzare. L'obiettivo è offrire ai visitatori non soltanto un giretto in fiera, ma una vera e propria esperienza turistica tematica. Sfruttare la Fiera dell'Oro, che va difesa, come ha giustamente precisato il nostro sindaco recentemente, e portare tutte le persone che o lavorano in fiera durante il periodo appunto della Fiera dell'Oro o comunque degli utenti nel nostro centro storico con degli eventi ad hoc.